È un segnale sempre più forte di quanto lo Stato italiano sia lontano anche dalle istituzioni locali, quindi c'è proprio uno scollamento tra le necessità delle comunità locali e uno Stato italiano che non si rende conto di quali sono le reali esigenze qui del territorio. Cioè il nostro territorio è un territorio economicamente soffocato, cioè lavoriamo e operiamo tutti i giorni all'interno di un ambiente economico che non ci consente di fare impresa, di lavorare, per chi è dipendente di pagare altissimi contributi pagati da lui stesso e dall'azienda, di non avere poi dell'assistenza sanitaria adeguata, di non avere infrastrutture per i bambini, infrastrutture stradali, servizi di giustizia o sanità adeguati. Tutto questo noi lo paghiamo tutti i giorni vivendo in uno Stato che non è efficiente. Quando invece noi sappiamo che come Veneti quanto bravi siamo tutti i giorni nel fare impresa, nel sociale, nel fare volontariato, nell'organizzare le nostre istituzioni, proprio per spingere sempre di più e per far rendere conto di quanto noi stiamo perdendo restando all'interno dello Stato italiano e di qual è il percorso legale per arrivare all'indipendenza del Veneto, abbiamo attuato un'iniziativa che ha coinvolto i veneti nelle piazze per la raccolta delle firme. Ne abbiamo raccolto in pochi mesi 20.000 firme e sono state consegnate la settimana scorsa da Luca Zaia, che ci ha ricevuto, ha con noi discusso il percorso legale per l'indipendenza e quindi come convocare un referendum all'interno della Regione Veneto per sapere i veneti cosa ne pensano. Abbiamo consegnato le firme martedì e domenica ci siamo costituiti, abbiamo costituito un nuovo movimento che serve proprio ad allargare ancora di più a nuove forze politiche e soprattutto a dotarci di un nuovo statuto che ci consente di essere un movimento politico all'avanguardia.